Progetto Ictus Zero promosso da Medica Portoviro e Medica Taglio di Po. Un progetto interessante per prevenire una delle malattie più invalidanti e con una delle più grandi percentuali di decesso. Seguiamo l'esecuzione di un ecodoppler dei tronchi sovraortici effettuata dal professor Leonardo Aluigi, presidente Società Italiana di Diagnostica Vascolare. Come si vede, assolutamente non invasivo, no? Questa è la tiroide, questa è la carotide vista in sezione trasversale e questa invece è la carotide vista in sezione longitudinale. L'analisi del flusso naturalmente, che serve a darci informazioni immediate della permeabilità del vaso. Quelle informazioni di carattere morfologico sulla parete e sulla presenza eventualmente di spessimenti della parete di placche, che qui non ci sono, la notizia pubblica, e di conseguenza molto bene. Più in profondità ci sono le arterie vertebrali, anche loro identificabili con un flusso che è interrotto soltanto dalla presenza dei processi trasversi delle vertebre, che quindi non fanno vedere, perché gli ultrasuoni passano con difficoltà il tessuto osseo, e quindi il tessuto osseo è piuttosto ben rappresentato e spesso, e di conseguenza abbiamo già una panoramica del lato sinistro di normalità sia della carotide sia della arteria vertebrale. Del resto, essere giovani aiuta, no? Anche questa è la carotide comune pulita. Le cose che noi notiamo solitamente sono questi piccoli spessimenti che fanno parte della crescita, no? E che se si associano a fattori di rischio importanti, fumo in particolare, colesterolo elevato, ipertensione, diabete, chiaramente possono essere più significativi, mentre in assenza di fattori di rischio queste sono cose che l'età comunque in qualche modo comporta nel tempo, chi più chi meno, ma in questo caso è assolutamente pericolosissimo. Anche la tiroide, come si diceva, vista la frequenza di riscontro di noduli, la guardiamo visto che è vicina alla carotide, quindi entra esattamente nel campo dell'ecografia di studio, e anche qui la vertebrale, un piano più profondo, con permeabilità del vaso e assoluta normalità. Questo poi noi lo possiamo integrare con dei segnali acustici questo non è propriamente quello che volevo farvi sentire, ma per farvelo sentire più chiaramente lo mettiamo qua. E questo è tutto, quindi rapido, indolore e molto significativo, perché ci dice che siamo nel lato della normalità. Quindi vuol dire che in una situazione di questo genere, con questa anagrafe, questo esame potrà essere ripetuto a seconda dei fattori di rischio presenti tra 2 anni. Quindi caso specifico, informazioni che riguardano lo specifico, non sono informazioni statistiche, non c'è una statistica che dice quando fare l'esame il primo, non c'è una statistica che dice ogni quanto fare il controllo, dipende molto da quello che si trova, dalla caratteristica della persona e dalla presenza o meno di fattori di rischio importanti. Mirko Pedon, CEO di Medica Portoviro Medica Taglio di Po, in un'altra interessantissima iniziativa, uno screening per il controllo delle carotidi in un progetto che si chiama Ictus Zero. Voi in prima linea, ricordando anche lo screening che avete fatto pochissimo tempo fa per la tiroide,
Quanto è importante secondo lei l'attenzione che state dando a queste patologie? La prevenzione innanzitutto è la prima cosa nella nostra politica aziendale, di cui prevenire è la parte fondamentale per anticipare un qualunque tipo di inizio di una patologia. Ed è fondamentale farla, ed è per questo che Medica Portoviro insieme a Medica Taglio di Po stanno promuovendo molti tipi di iniziative come questa. Ecco, oggi ci sono circa 120 pazienti che vengono gratuitamente, poi dopo in seconda battuta ci sarà la possibilità di fare appunto questa diagnosi in maniera economicamente interessante, o sbaglio? Esatto, oggi abbiamo lasciato la possibilità assieme a altri amici e colleghi medici che sono venuti, abbiamo fatto uno screening gratuito, ma per tutto l'anno 2019-2020 a soli 47 euro si potrà fare tutto lo screening. Stiamo già organizzando tutta una programmazione dell'anno 2020 che, se seguite il nostro sito Facebook o attraverso Segna Stampe, vi comunicheremo a breve tempo tutte le nostre iniziative.